amici, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Con questo video voglio rispondere, sfatare un po' due miti quando si parla di pesca alla spigola. Nella mia poca esperienza voglio però condividere quello che sono riuscito ad imparare con voi. Detto questo, i due miti si parla di esca e di meteo. Esca, vedremo come appunto con questa avventura mi siano rimasti più pochi cefaletti a disposizione, sono tutti di taglia grande. Generalmente quando si pesca alla spigola si preferiscono cefaletti che in teoria la spigola dovrebbe ingoiare per intero, quindi si scelgono dei cefaletti anche per chi fa questa pesca qua, poi si ha anche modo di vedere spigole di grandi dimensioni e mangiare cefaletti veramente piccoli e a volte trascuriamo un po' quelli che sono i cefaletti grandi più o meno come una spanna, come quelli che andrò a utilizzare questa sera, perché appunto si pensa che magari un pesce non riesca a ingoiarli o che comunque abbia difficoltà a inseguirli e quant'altro. Quindi il primo mito che andremo a sfatare questa sera è alla domanda: che grandezza di cefaletti utilizzare? Questo video vi farà vedere che non ha grande importanza quando la spigola ha fame e attiva, diciamo, il suo senso di predatore, la grandezza. Primo mito che andremo a sfatare questa sera. Secondo, generalmente, anzi, la spigola è un pesce molto meteoropatico. Abbiamo visto come i picchi di alta, di bassa marea fanno veramente la differenza. Mareggiate, l'acqua sporca, una bella scaduta sia all'inizio che avanzata fa veramente la differenza nella pesca di questo pesce ed è un po' la bellezza della pesca alla spigola, riuscire a mettere insieme tutti i fattori e prendere proprio il momento più opportuno, quello più preciso possibile e riuscirci e dire cavolo ero lì in pesca in quel momento preciso di mareggiata, di scaduta, di picco di alta, di bassa e abbiamo chiuso il cerchio. È anche quello secondo me la bellezza per chi ha modo di avvicinarsi a questo tipo di pesca. In ogni caso, in questo video il secondo mito che andremo a sfatare è che a volte è importante anche essere nel punto giusto dove questi predatori cacciano. Andremo appunto in una serata che non ha niente di particolare, saremo fuori dai picchi di alta e di bassa, ma saremo in un punto preciso dove generalmente passano normalmente tra un fondale misto, scogli, ciottoli, un po' di posidonia e un torrentino vicino che tra l'altro non scaricava neanche, ha piovuto molti giorni fa, di conseguenza l'acqua si stava schiarendo ed era ormai molto calmo. Quindi secondo mito che andremo a sfatare è che dopo, diciamo, tutte le condizioni, essere anche nel punto, diciamo, dove normalmente questi predatori cacciano può fare anche la differenza in una serata che tutto sommato può essere una serata qualsiasi. Quindi andiamo a sfatare questi due miti insieme alla ricerca della spigola, amici. Ok, primo controllino delle 19. Cefaletti di grandi dimensioni ci permettono di restare in pesca tranquilli, non ci sono stati non c'è stato nessun problema, anzi sono tornati belli che vispi. Sta iniziando una pioggia leggera, il mare non è
mosso particolarmente, comunque una bella onda. C'è un po' di alghetta molto interessante a coprirci, quindi l'acqua è torbida, è rimasta torbida dalla pioggia degli scorsi giorni, molto bene. Cielo completamente coperto, siamo molto distanti dal picco di alta marea delle 11:30, sono le 7 e il primo controllo è andato. Ore 8:30. Ero curioso quest'oggi di provare dei cefaletti un po' più grandi, XL li ho chiamati così, per vedere se cosa succedeva in cacciata e durante la mangiata del branzino. Questo è il risultato. Otto e mezza, ho fatto due belle cannonate, poi ho preso la canna in mano, ho aspettato un attimino col filo in bando, appena è partito, ho ferrato, è arrivato a terra. Quasi 1 chilo, ci siamo quasi. Il test tutto sommato è riuscito. Ero un po' scettico questa sera perché generalmente pesco con i cefaletti molto piccoli e questa sera però ho avuto la conferma che quando si ha fame e quando si è predatori, non importa la grandezza, ovviamente restando in un certo range, ma i cefaletti XL hanno fatto il loro lavoro. Sono stati lanciati 2-3 volte questi cefaletti, quindi hanno una grandissima resistenza rispetto a quelli piccini che spesso e volentieri addirittura muoiono durante le botte che gli dà la mareggiata. Cefaletti un po' più grandi invece resistono un po' di più. Abbiamo visto però che, essendo molto vorace il branzino, non fanno assolutamente selezione. Un branzino di praticamente 1 chilo ha mangiato un cefaletto di 1 etto, quindi comunque va benissimo così. Adesso aspetto ancora mezz'ora, me ne vado a casa, 3 orette di pesca fatte, la mia boccata di aria fresca me la sono presa e si torna a casa. Eccoci qua, battuta terminata. Voleva essere una battuta di 3 ore a vedere un po' cosa succedeva a innescare dei cefaletti un po' più grandi questa sera. Li ho definiti XL, ma i cefaletti XL sono poi quei cefaloni che utilizziamo per pescare predatori differenti dal branzino. Detto questo, faccio un piccolo preambolo di fine battuta. Purtroppo non sto pescando con la renicola. Il branzino ha in gola un 2/0 all'altezza della gola, all'imboccatura dello stomaco, quindi di conseguenza, anche volendo, non me la sono sentita di ributtarlo in acqua, anche perché la morte è sicura. Detto questo, ritorniamo a noi. Battuta con cefaletti più grandi. Lo spot è uno spot particolare questa sera, che probabilmente è stato una fusione di cose interessanti. I cefaletti più grandi mi hanno permesso di riuscire a pescare in un'acqua non particolarmente mossa, ma particolarmente piena di alghe. Con la loro mole si muovevano di più e riuscivano a nuotare meglio tra questa Posidonia morta. Di conseguenza farsi vedere anche da questa spigola, che abbiamo visto, anche se non essere di grandi dimensioni, è riuscita a mangiare questo cefaletto, perché probabilmente nella testa di predatori, nella testa della spigola, ma anche di tanti altri pesci, il movimento, il pesce abituale che vedono muoversi, e comunque il periodo, siamo in un periodo freddo dove i pesciolini scarseggiano, siamo di notte, i pesciolini praticamente in mare sono zero, attivano immediatamente qualcosa nella testa di questi predatori che li porta immediatamente ad aggredire qualsiasi cosa di qualsiasi dimensione. Non ve l'ho fatto vedere, ma nell'ultimo recupero anche il secondo cefaletto era, come si dice in gergo, tutto ciucciato, praticamente senza squame. Questo mi fa un po' pensare, nel senso che cefaletto anche di grandi dimensioni, branzino non di grandi dimensioni, ma il secondo cefaletto ad esempio non è stato mangiato. Chi lo sa,
Di 2 cefaletti che ho utilizzato in 3 ore, 1 su 2 ha funzionato, quindi la media è comunque molto alta. Detto questo, è stata una battuta molto interessante. Dopo 3 ore, sono le 9, me ne torno a casa. Continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale perché, come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.